Notte in questura a Roma per Stefano Guerra, leader veneziano del movimento 9 dicembre, trattenuto 24 ore fa dalla polizia dopo le cariche a pochi metri da Montecitorio. 400 i veneti arrivati nella capitale dove si sono uniti i protestanti arrivati da tutta Italia, soprattutto dal nord, per consegnare una petizione contro i privilegi della casta e chiedere il reddito di cittadinanza. Rilasciato alle 2, a Guerra è stato consegnato il foglio di via e dentro 24 ore dovrà fare rientro in Veneto. Ci hanno suscitato come personaggi pericolosi, ma io non credo che siamo pericolosi. A un certo punto ci siamo inginocchiati per terra come per dire guarda che non ne stiamo facendo niente. Qui non vogliono rotture di scatole, loro devono andare avanti con i loro affari sporchi e senza che nessuno se ne renda conto. Hanno protestato anche per tutta la giornata odierna i manifestanti del movimento 9 dicembre, quello che avevano tentato di fare ieri. A un certo punto è arrivata la polizia e ha iniziato a caricare, questo è il fatto. Noi, siccome siamo cittadini liberi e che c'è anche libertà di protesta, non abbiamo accettato che fossimo caricati e cacciati fuori da un posto dove ci appartiene di diritto. 11 le persone accompagnate in questura, racconta Guerra, un movimento forte quello partito dal Veneto che non ha mai perso unità e adesso si è dato un'organizzazione. Il Veneto si è rafforzato, non ci sono state fazioni, cioè divisioni interne nostre, praticamente sono stati messi ognuno a fare il proprio lavoro, quello che doveva essere. All'inizio tutti parlavano, dicevano la loro, senza avere un'organizzazione. Adesso è stato arrivato un punto di avere un'organizzazione seria, ognuno fa il suo lavoro. Una battaglia persa, conclude Guerra, quella di tentare l'assalto ai palazzi romani. Il movimento però non molla ed è pronto a tornare sul territorio. La nostra intenzione è quella di tornare a casa e di iniziare a lavorare nel territorio, perché abbiamo capito che a livello nazionale non si va da nessuna parte, o hai grandissimi numeri o così non fai altro che uno dopo l'altro finisci in questura e te li mandano a casa.